Il nostro piatto è mamma oggi spazzata, genovese e polpo. No, oggi c'è una bella genovese polipo. Polipo verace, guardate qua, ancora a cloro, pomodorini, cipolle, ziti spazzati, frutti di mare, olio, sale e produsine da me mancare. Amici, abbiamo tagliato la nostra cipolla, il polipo, vedete abbiamo fatto i pezzi grandi, poi i frutti di mare e poi abbiamo tagliato il pomarolino tanto bello, gialli e rossi. Mo' ci va cottura, amici. Come primo passaggio facciamo rosolare lui e l'aglio. Mettiamo i frutti di mare, dopo alziamo pure l'aglio. Cotti, li alziamo come sempre. Quando era pure bello fritto. Dopo mettiamo il polipo, vedete? Lo facciamo stare 15-20 minuti, lo alziamo e poi a finitura altre mezz'ora, 3/4 d'ora nella cipolla. Il polipo, vedete? Bello duro ancora. È bello russo, guardate qua. Mettiamo la cipolla, però quando abbiamo fatto rosolare i frutti di mare o pulpa, nel sugo del polipo e dei frutti di mare, in modo che si insaporisce. Mettiamo un po' di sale, poco, e 2 pomodorini, i pomodorini poi ci metta in per il colore, ma lo faccio vedere come diventa bella. Vedete che risultati, ora papà, guarda qua. Diventa crema, guardate qua, si fa sciogliere, mettiamo il polipo e lo facciamo stare un'oretta ancora, un'oretta e mezza dentro. Poi vi faccio vedere il risultato. Ragazzi, dopo 3 ore, guardate come fa pure bello, la grella, la prova Vesuvia. Buttiamo la pasta, no a calamma, aiutiamo, come diceva mamma, voglio sai, la mamma ha gittato la pasta. Crema, guardate qua sta genovese polipo, guardate qua che bellezza. È crema. La genovese è fatta, ora la passiamo dentro qua, prendiamo la nostra parte, perché abbiamo tutti i ziti spezzati che sono quasi fatti. Okay, la pasta bella ardente, ai zammi ziti spazzati. Va giù, la pasta è pronta, guardate che bellezza, mamma mia. Un ziti spazzato, la genovese e polpa, è uno spettacolo, ma pochi prodotti a coppa. Va giù, guardate che bello rumore. Pochi prodotti a coppa. Sembra a cascata, e a girare sembra di un ziti spazzato con portaggio genovese. Il nostro piatto è pronto, ma la cosa più bella da assaggiare, però mi sono permesso di mettere pure 2 gamberetti crudi sopra e ammar russi, brit. O pulpo è cuoto, le cose sono cuote, ma assaggiamo, guardate che è troppo lungo però. Mamma mia. Oggi assaggiamo con metta. Guarda qua. Mamma mia che genovese. Vai giù, ci vuole 3 ore. Però vale proprio la pena. Guardate qua. E che sapore, ci dai. Mamma che questo pulpo. Mi ha da gustare i lupini e proprio un bacio a cascata. Aspettiamo la prossima puntata. Un bacio.